Nuova ordinanza del Veneto, da lunedì stop all'obbligo di mascherine all'aperto, resterà quello nei luoghi chiusi, riaprono le terme, novità anche sui centri estivi. Intanto dal governo in arrivo la prima tranche dei fondi per comuni e province, 83 milioni al Veneto, per Venezia quasi 11, l'annuncio del sottosegretario Variati. Maxi sequestro della Guardia di Finanza, 300.000 mascherine irregolari e 1.500 test sierologici. Dal 3 giugno i parcheggi delle strisce blu resteranno gratuiti per i primi 90 minuti, poi scatterà il ticket normale. Il coronavirus non ha portato solo rincari, c'è chi ha pensato di inserire nello scontrino la voce Covid che porterà uno sconto su tutte le consumazioni al bar e al ristorante. Forte grido d'allarme dei commercianti di Rialto, l'incubo è iniziato con l'acqua alta e non è ancora finito, la situazione dicono è drammatica. Oggi l'arrivo a Venezia della pattuglia acrobatica nazionale con le frecce tricolori che hanno sorvolato i cieli del nord-est, per tutti uno spettacolo di grande emozione. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. I numeri di oggi riguardo alla diffusione del contagio continuano verso un trend positivo, solo 2 i contagi in più nella giornata di oggi, tutti e 2 però in provincia di Venezia. Sono 1799 in Veneto gli attualmente positivi e si sono registrati oggi anche 3 decessi, uno dei quali all'ospedale di Dolo. Novità della giornata è la nuova ordinanza firmata dal governatore del Veneto Zaia, 3 i punti principali: mascherine, strutture termali e case di riposo. Novità anche sull'utilizzo dei guanti nei negozi. Nuova ordinanza del Veneto che entrerà in vigore dal 1 giugno e sarà valida fino al 15. 3 i punti salienti, dall'utilizzo delle mascherine ai centri estivi. Questo punto è quello che dice che non ci sarà più l'obbligo della mascherina dal 1 di giugno, ovvero la mascherina la porto nei luoghi chiusi. L'esempio classico nel rispetto delle linee guida è il negozio. Tu entri in negozio e entri con la mascherina, entri al supermercato, entri con la mascherina. Oppure te la metti se c'è un assembramento, cioè che so, vai in un posto dove ci sono all'aperto più persone, che so, in coda all'ufficio postale, ti metti la mascherina perché è un assembramento, a meno che non ci sia il distanziamento sociale. Tutti noi cittadini, quando andiamo in auto, o si sta in auto a distanza di 1 metro, quindi non si usa la mascherina, oppure si usa la mascherina e uno si siede dove vuole, a fianco al guidatore, dietro, davanti, dove vuole. C'è da dire che se nell'auto ci sono conviventi, mascherina non serve. Le strutture termali e centro benessere, quindi si risolve con questa ordinanza. Questa ordinanza ha come caposaldo la mascherina che non si usa più, i centri termali e i centri benessere che abbiamo risolto e quindi si possono aprire dal 1 di giugno. E poi ovviamente dal 1 di giugno i servizi per bambini e adolescenti. Qua abbiamo risolto il problema: chi ha la gestione del centro, il privato, manda una scheda che alleghiamo al comune e gli dice: guarda, io ti informo che faccio questo, punto. E per l'ULSS stessa roba, perché noi diciamo ti impegni ad applicare le linee guida, non serve che veniamo lì a fare la visita e a aumentare in scartoffie. È una visione molto semplificata di quello che è, perché abbiamo la certezza che chi apre si impegna per iscritto ad applicare le linee guida. Questo per la fascia 13-17 anni. Sulla 03 bisogna ancora attendere il governo. Mentre restano vietati gli assembramenti in area pubblica, eccetto per conviventi, la regola non vale più per le aree private. Nell'area privata uno può finalmente organizzarsi la grigliata. Ovviamente, se non sono conviventi, l'assembramento deve essere regolato dal fatto che ci sia un minimo di cura, di salvaguardia, insomma, cioè non è che uno può organizzare una festa e portarsi in mezzo paese perché è finito il lockdown. Novità anche sulle case di riposo. Apriamo le case di riposo con delle linee guida sia per l'ingresso dei visitatori sia per la presa in carico degli ospiti. Ovviamente, qui lo devo ribadire e sottolineare, alle case di riposo che hanno gestione autonoma, noi diciamo: questa è l'ordinanza, puoi decidere da qui
in giù, non in su. Zaia ha poi annunciato che i guanti non sono più obbligatori e vale anche nei negozi per clienti e operatori. E si torna a parlare di turismo. Cioè voi dovete spiegarmi come possa il Veneto accettare che ci sia la Svizzera che considera gli italiani degli appestati. E questo è il dato di fatto. La Svizzera dal 6 giugno apre a tutti tranne che all'Italia. Che ci siano altre realtà come la Croazia che vanno ancora in questa direzione. Io penso che qui l'unica soluzione non sia quella di guerreggiare o di fare cagnara, ma sia quella di far valere la vera diplomazia. Questo è un problema del Ministero degli Esteri. Non esiste che qualcuno ci cataloghi come la One d'Europa, perché noi abbiamo rispetto agli altri solo un problema, che abbiamo avuto l'infezione prima degli altri. 83 milioni di euro per il Veneto è la cifra in arrivo, prima tranche dei fondi agli enti locali stanziati dal governo, con la novità che per luglio lo Stato finanzierà comuni e province italiani con altri 3 miliardi. In arrivo nelle prossime ore la prima tranche di fondi per gli enti locali. A comunicarlo il sottosegretario all'interno Achille Variati, che annuncia il governo ha raccolto il grido di dolore dei sindaci. A 10 giorni dall'approvazione del decreto rilancio, il Viminale sta liquidando i primi 900 milioni dei 3 miliardi e mezzo destinati ai comuni italiani, più altri 150 per le province e le città metropolitane. 83 milioni e 400 mila euro è la cifra destinata al Veneto. I comuni hanno incassato 70 milioni di euro e le province venete 13 milioni di euro come prima tranche, a cui ne seguirà un'altra fra un mese, poco più del doppio. E questo per dare respiro ai sindaci che devono poter proseguire nelle attività ordinarie che i comuni fanno al servizio dei cittadini. 69 milioni e 600 mila euro destinati ai comuni. Per quanto riguarda i capoluoghi veneti si va dai 10 milioni e 700 mila euro per Venezia ai 5 di Verona, ai 4 milioni e 600 mila di Padova, i 2 milioni e 100 mila di Vicenza, fino al 1 milione e 200 mila euro di Treviso, 754 mila euro per Rovigo, 398 mila per Belluno, 18 milioni e 200 mila euro quelli destinati al totale dei comuni della provincia di Venezia, poi a scalare 14 per il Veronese, 11 per il Padovano, quasi 8 per la Marca Trevigiana. Un acconto anche per gli enti provinciali e la città metropolitana di Venezia, con le realtà più grandi che si assestano tutte oltre i 2 milioni. Per Variati un segnale tangibile di efficienza e rapidità e soprattutto di rispetto verso le esigenze dei territori, e non finisce qui, dice. Siccome il governo, del quale faccio parte, non vuol far mancare le risorse ai comuni, che sono l'elemento base della nostra democrazia, preannuncio che ci saranno ancora altri quattrini nel mese di luglio. Il Presidente del Consiglio Conte si è infatti impegnato a inserire nei prossimi decreti altre risorse per gli enti locali per circa 3 miliardi, andando così a raddoppiare le cifre stanziate a maggio. Una nuova manovra straordinaria, conclude Variati, che ha come principale obiettivo ridurre per i cittadini le conseguenze dell'epidemia. 300.000 mascherine, 1.500 test sierologici irregolari sequestrati, 34 provvedimenti tra sanzioni amministrative e denunce. È il bilancio dei controlli svolti nelle ultime settimane dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Venezia nell'ambito di un monitoraggio per verificare la regolarità dei dispositivi di protezione commercializzati e distribuiti sul territorio, anche attraverso internet. Gli accertamenti hanno interessato molti esercizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, nonché laboratori artigianali a Venezia, Spinea, Chioggia, Martellago e Santa Maria di Sala. Le irregolarità riscontrate hanno riguardato la mancanza delle previste informazioni nelle etichette dei prodotti, l'utilizzo di marchi contraffatti per personalizzare le mascherine, l'assenza della marcatura CE o la presentazione di certificati di accompagnamento dei dispositivi rilasciati da enti non abilitati. Nella rete dei controlli sono finiti anche 1.500 kit per l'effettuazione di test sierologici fai da te, accompagnati da un certificato di conformità europea ritenuto non valido dall'Istituto Superiore di Sanità. L'amministrazione comunale di Venezia ha disposto l'esenzione dal pagamento della tariffa prevista sulle righe blu del Comune di Venezia, esclusi Piazzale Roma, Porte di San Giuliano e parcheggio centro commerciale Interspar, per i primi 90 minuti di stazionamento del veicolo.
L'utilizzatore delle aree di sosta dovrà munirsi di ticket nei parcometri ed esporlo sul cruscotto del veicolo. In alternativa dovrà registrare l'inizio della sosta con l'apposita AVM Venezia Official App. Per soste superiori ai 90 minuti il processo di acquisto resta identico a quello attuale. Il coronavirus non ha portato solo rincari ai servizi delle attività che hanno riaperto i battenti. C'è anche chi ha pensato di inserire nello scontrino questa voce aggiuntiva che però porta a uno sconto su tutte le consumazioni al bar e al ristorante. Nello scontrino i clienti del bar e ristorante troveranno una voce in più, Covid-19, ma sarà uno sconto anziché un rincaro. Vogliamo avere un po' di fiducia e trasmettere questa fiducia ai clienti e quindi siccome partendo il 2 giugno avremo soltanto prevalentemente clienti del Venezia o delle immediate vicinanze e faremo una voce nello scontrino, una voce Covid che invece di essere una voce aggiuntiva è uno sconto Covid, quindi aggiungeremo allo sconto che offriamo direttamente come al solito ai clienti locali, offriremo il 10% di sconto Covid. L'iniziativa parte a Venezia da Stefano Cestarelli, titolare insieme alla moglie Francesca Massani dell'Hotel Villa Laguna al Lido. La coppia, di origini trevigiane, ha interessi imprenditoriali anche in Dubai, dove risiede. Se hanno fatto discutere i rincari al pubblico praticati da alcune attività per sostenere i maggiori costi di igienizzazione dopo la riapertura, ci sono anche esempi in controtendenza come questo. Il nostro obiettivo è di aprire intanto il ristorante per una piccola cena e il bar a partire da martedì 2 giugno. E l'hotel siamo ancora in attesa di vedere quando si aprono le regioni, perché se non si aprono i viaggi e soprattutto dall'estero la nostra attività sarà sicuramente marginale, ridotta così tanto che non converrà tenere aperto. Sarà sicuramente un anno difficile, ma la volontà di ripartire c'è ed è forte. La mostra del cinema, meno male che è stata confermata perché dà un po' di fiducia. E diciamo che quest'anno la prospettiva è un anno praticamente perso. Noi se riuscissimo a non perdere o non perdere tanto saremo già una buona cosa. Tutto è pronto per inaugurare la stagione balneare 2020 nel più vecchio stabilimento del Lido di Venezia. La prima concessione demaniale risale al 1895. Oggi massima cura alla sanificazione e grande attenzione alle famiglie veneziane per ripartire dopo il Covid. La prima concessione demaniale risale addirittura al 1895. Ha attraversato 3 secoli di storia lo stabilimento balneare Miramare al Lido di Venezia e non si ferma nemmeno davanti al coronavirus. Al 1 giugno noi siamo pronti per aprire la spiaggia in tutto e per tutto. La sistemazione delle capanne è stata già fatta. Una spiaggia nel cuore di tante famiglie veneziane. Grande attenzione, e non potrebbe essere altrimenti dopo la pandemia, verrà dedicata alla sanificazione delle capanne. I prodotti particolari che useremo sia per i servizi igienici che per le docce, che quando una capanna o un ombrellone si libera andiamo a sanificare subito in modo tale da dare sempre la massima garanzia e sicurezza alle persone. Le opzioni alle capanne stanno procedendo a gonfie vele. La gente non è mancata nel chiedere la capanna, però vogliono garanzie che... Che percentuale c'è di occupazione? Direi ottima quest'anno. Intorno all'80-85% di sicuro se va avanti così, però ripeto, oggi siamo così, ma se le conferme non ci vengono rispettate, logicamente ci troveremo a scendere. Una pagina di storia tutta veneziana. È la prima nata con questa tipologia di capanne. È una spiaggia che è riservata alla famiglia e quindi siamo felici appunto perché abbiamo tanti bambini e la cosa che ci dispiace quest'anno è che ancora non abbiamo la possibilità di aprire i giochi per i ragazzi, che speriamo si sblocchi presto perché i bambini hanno bisogno di giocare.
Ha ripreso in mano le forbici dopo oltre 2 mesi di chiusura anche Lorenzo D'Imperio, il parrucchiere delle star alla Mostra del Cinema. L'acqua torna a scorrere, il sibilo del Fon, sono i rumori del ritorno alla normalità. Ci sono rumori, sensazioni e profumi che sono sinonimo di ritorno alla vita. È così anche per il Salone Lord, sul Gran Viale di Lorenzo D'Imperio, da decenni il parrucchiere delle star alla Mostra del Cinema e di molti eventi mondani cittadini. Dopo 2 mesi fermi c'era tanta voglia di ritornare e di fare bene, quindi siamo qua pronti ad andare avanti. Come avete attrezzato il negozio per le sanificazioni? Certo, è stato sanificato e poi stiamo usando tutte le attenzioni possibili per mettere in sicurezza le clienti, loro si sentono al sicuro. Il Covid ha reso necessario molte attenzioni in più. Abbiamo fatto un percorso dove si può accedere tenendo le distanze di sicurezza e quindi cerchiamo di eseguire tutto con criterio. È più difficile. Un pensiero va alle persone che purtroppo ancora devono iniziare a lavorare. Nel taglio, cos'è cambiato? Senz'altro rallentano il lavoro, quindi però insomma, ci adeguiamo a quello che c'è da fare. Insomma. Spero che non sia per molto e quello che c'è da fare noi facciamo con criterio di fare meglio e di essere in sicurezza per i clienti e per noi. La stagione estiva è una grossa incognita. Con gli alberghi chiusi sarà molto più tranquillo, non lo so, vedremo. Adesso abbiamo iniziato, quindi con entusiasmo andiamo avanti e pensiamo sempre in positivo. Alla mostra come sarà? La mostra non lo so, non so cosa succederà per la mostra, anche perché ho sentito che la Biennale d'Arte è stata sospesa, quindi non so dare una risposta. Ma comunque noi siamo pronti a tutto. Per i VIP avrete accuratezze particolari, prescrizioni particolari? Le stesse attenzioni che abbiamo per le clienti abituali. Ora ci spostiamo invece a Rialto perché c'è il forte grido d'allarme di Flavio Marinello a nome dei commercianti della zona. Racconta la situazione che stanno affrontando molte attività commerciali, situazione che l'Orafo definisce drammatica. L'incubo è iniziato con l'acqua alta del 12 novembre, 7 mesi in centro storico di mancati introiti. A raccontare la situazione dei commercianti tra San Marco e Rialto è Flavio Marinello, titolare, insieme alla moglie Valentina, di Meneghetti, l'Orafo di Venezia. Che a bilancio mancano almeno 7 mesi di introiti, da novembre fino a maggio, e diciamo che tutte le categorie commerciali di Venezia sono in questo momento arrabbiate e tristi. Hanno sperato negli tanti aiuti proclamati dalle autorità e questi non sono mai arrivati. Le richieste che sono state disattese sono numerose. I famosi 600 euro alle partite IVA, la cassa integrazione ai propri dipendenti, la riduzione della locazione affittuaria. Questi purtroppo... Non è arrivato nulla di tutto questo? Allora, che io abbia sentito in questo momento sono arrivati molti pochi di questi. I soldi dell'acqua alta per esempio non sono mai arrivati. Li stiamo ancora aspettando, certamente. Ecco nello specifico cosa non ha funzionato a dovere. Per avere poi questo finanziamento io avrei dovuto riacquistare tutto l'arredamento, pagarlo immediatamente e poi successivamente avrei avuto una compensazione. A questo momento qua mi sarei trovato con ancora meno soldi in banca e quindi in questo momento di crisi sarei ancora più sul lastrico. Quindi è stato un bene non avere optato per questa soluzione. Ho optato per il minimo, ho reintegrato per quanto riguarda il packaging delle borsette, la carta che era necessaria per quanto riguarda, per quanto riguarda i regali e quello mi sono salvato. C'è però il desiderio di superare la crisi. Le entrate sono molto risicchiate, diciamo, e d'altronde lavoriamo solo noi proprietari, i dipendenti in questo momento sono ancora in cassa integrazione.
e speriamo di integrarli al più presto, perché le loro famiglie hanno necessità di avere un guadagno. Ma c'è stata anche una nota positiva oggi a Venezia, l'arrivo della pattuglia acrobatica nazionale con le frecce tricolori che hanno sorvolato i cieli del nord-est, finendo il loro giro dei capoluoghi di regione di tutta Italia, iniziato 5 giorni fa. Per tutti uno spettacolo naturalmente di grande emozione. Siamo tutti in attesa del passaggio sopra le nostre teste delle frecce tricolori con la pattuglia acrobatica che è partita con i suoi 9 velivoli dalla Campania per arrivare sopra il cielo di Venezia. Lo spettacolare arrivo sopra il cielo di Venezia della pattuglia acrobatica nazionale in segno di unità, solidarietà e di ripresa con la fine del lockdown. A Venezia la gente giunta appositamente per mirarne le impeccabili acrobazie. Sapevamo anche delle frecce tricolori, che questa settimana abbiamo visto queste bellissime immagini, questo abbraccio alle varie città d'Italia, e quindi le due cose ci hanno fatto decidere di venire qui a trascorrere questa giornata serena. In questo momento qua penso che sia un ottimo modo per mostrare a tutto il mondo l'Italia, il significato di Italia e di italiani. E poco dopo le 14 eccole arrivare sopra il bacino di Rialto. Oh, fantastico! Ecco, con i fumi del tricolore, le vedi, sono posizionate 3, 6 e 9. Sopra di noi proprio, guarda Cristian! I fumi del tricolore a colorare l'azzurro cielo sopra Venezia nella rivisitazione del noto vedutismo settecentesco. I 9 velivoli in postazione emozionano, procurando una gioia davvero incontenibile. Dopo Venezia, il passaggio su Trieste per rientrare da dove erano decollate a Rivolto, sede, come noto, delle frecce tricolori. Frecce tricolori rappresentano in questo momento un simbolo di unità nazionale, penso come nessun'altra cosa. Certo, sono orgoglioso di essere italiano, sempre Forza Italia. In chiusura vi ricordo di continuare a mandarci i vostri video per lo spazio dedicato ai bimbi in TV. Vi chiediamo, come vedete dal cartello in sovraimpressione, di inviarci via WhatsApp al numero 351 1755 340 non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente tenendo il telefono in orizzontale, storie, giochi e passatempi dei nostri bambini, che potranno così diventare davvero uno slancio, un'energia per tutti quanti noi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, io vi saluto, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Sabato 30 maggio in compagnia di un tempo in prevalenza buono, anche se non si esclude qualche disturbo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata in buona parte ampiamente soleggiata, al mattino avremo qualche addensamento sulle pianure e nel pomeriggio non si escludono più nubi e anche qualche rovescio sui settori montuosi che solo localmente potrà scendere fin verso le aree limitrofe. Temperature minime fino a 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi e quindi un po' più freschi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, nelle ore pomeridiane tuttavia sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui occasionali temporali, vedete, a carattere sparso, alternati a pause più asciutte e anche un po' più soleggiate. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 23-24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.